Benvenuti alla Stella Azzurra, questa è la nona giornata del campionato di Serie A2 Lega Calcio 8. A sfidarsi questa sera alla Stella Azzurra il Franco Picchiapò contro il Dia Solution. Deve salire in fretta il Franco Picchiapò. Il Dia Solution adesso rinviene il centrocampista alle spalle. La conclusione dalla distanza del numero 6 trova il palo. Quando lo stop di Tamburlani c'è Valentini servito benissimo. Ancora occasione per il Dia Solution. Il contropiede fermato da Valentini. Ancora lui, c'è la conclusione con il sinistro. Impreciso il portiere, ma potente la conclusione di Valentini che trova il vantaggio al 13° minuto di questo primo tempo. Dia Solution 1, Franco Picchiapò 0. Altro cross di prima intenzione trova sul secondo palo. C'è la conclusione della distanza e c'è il gol sul primo palo trovato dal Dia Solution che va sul 2-0 all'8° minuto di questo secondo tempo. Il compagno sponda per Tamburlani, l'altro Tamburlani, adesso Bargellini che trova Valentini che conclude con il sinistro. Attento Castellani in questo caso, ha lo spazio per girarsi, lo fa, serve Tamburlani per il numero 7 di Michele che tenta la conclusione deviata. Sfortunato qui il Franco Picchiapò, ha lasciato troppo spazio qui sulla destra per la conclusione. E il 3-0 del Dia Solution al 14° minuto con Di Michele. Buono il passaggio e lo stop del numero 7, mette giù un difficile pallone. Buona adesso l'offensiva, sinistro dalla distanza di Tamburlani per il 4-0, era centrale, non irresistibile, impreciso il portiere. 4-0 del Dia Solution. Rondini può ripartire, toccato forse. Ancora in possesso il Dia Solution, Rondini Emanuele di punta, l'attaccante del Dia Solution, il numero 9, Rondini Emanuele, sigla il 5-0, azione centrale, trova il primo palo con la punta, Rondini, bella azione del Dia Solution. Cross in mezzo teso, c'è la conclusione, c'è l'illusione del gol, anzi c'è la rete di Temperini, incredibile. Sembrava uscito fuori, c'è il 5-1, bellissima la conclusione di Temperini per il 5-1 del Franco Picchiapò. Anticipare Fiorini, diretto serio, c'è punizione, siamo al limite dell'area, interessante per la conclusione di potenza. Ma Mirko Mosca e trova la deviazione del compagno e c'è il 5-2 del Franco Picchiapò, ma manca veramente pochissimo, arriva addirittura il triplice fischio dell'arbitro. Finisce qui, Dia Solution si impone per 5-2 e si riconquista la prima posizione a quota 23. Dia Solution 5, Franco Picchiapò 2, finisce questa nona giornata del campionato di Serie A della Lega Calcio 8.